struttura del Rinascimento che è la rotonda di Palladio, l'esclusiva ce l'ha la famiglia Magatza e Alessandro ne è il più significativo rappresentante. È interessante poter avere come l'esclusiva su questo esclusivista, essere io il critico che per ragioni di destino mi trovai a essere ispettore della sovrintendenza nel 77 a Vicenza e mi imbattevo ogni volta che facevo un sopralluogo nei dipinti di questo artista. Ed è singolare essere, oggi non credo più, continuando a far vedere opere come questa, si abitueranno anche i miei colleghi a riconoscerlo, ma essere forse l'unico critico che riconosce infallibilmente un pittore piccolo, un pittore minore, ma di grande dignità e tanto rappresentativo di una grande civiltà come è stata quella vicentina del Cinquecento per l'architettura e anche per la pittura. Ecco quindi questo episodio della Passione di Cristo di Alessandro Magatza.